Un tragico appuntamento con il destino lungo l'autostrada A4 poco dopo il casello di Padova Est della carreggiata Ovest in direzione Milano. Era l'una della notte quando la moto condotta da un ventenne di Abano Terme sulla quale viaggiava nel Sellino Elena Pozzato, 24 anni di Rubano, è finita contro il guardrail. Un impatto devastante con i due giovani sbalzati sull'asfalto e gli automobilisti in transito che immediatamente fanno scattare l'allarme. Per Elena Pozzato non ci sarà nulla da fare nonostante l'arrivo del suo M118. Troppo gravi le ferite riportate, il suo giovane cuore smette di battere. Il ventenne, rianimato sull'asfalto, viene portato in ospedale a Padova, dove è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Indagini sono in corso da parte della Polizia Stradale di Venezia, che sta ricostruendo, anche grazie alle telecamere della rete autostradale, la dinamica dell'incidente che ha coinvolto altre 7 auto raggiunte dai frammenti della moto. L'autostrada è stata chiusa fino alle 4. Nel frattempo la notizia ha raggiunto Rubano, dove Elena Pozzato viveva con i genitori e un fratello. Grande il dolore di tutta la comunità. Sono e siamo davvero sotto shock per questa notizia che ci è arrivata stamattina. Poco più di un anno fa abbiamo salutato Giovanni Bortoletti, un quasi coetaneo di Elena, che invece siamo costretti a salutare oggi per un tragico incidente che l'ha portata via. Ci stringiamo al dolore della famiglia, non c'è molto altro che purtroppo possiamo fare, e augurare ovviamente anche il meglio al ragazzo che era con lei. Aveva finito il suo turno di lavoro da poche ore nel giorno della tragedia. Elena Pozzato, commessa all'Interspar del centro commerciale Brentelle di Rubano, pronta a stringersi intorno alla sua famiglia e alla città, con la sindaca che chiede a tutti di rispettare il dolore. Quando queste tragedie, che lo sono ancora di più quando colpiscono i giovani, non devono diventare delle occasioni per farci delle domande o criticare il modo che hanno i giovani per passare il loro tempo. Questa è una tragedia e basta. Gli incidenti purtroppo possono accadere, tutti i mezzi con cui ci muoviamo sono pericolosi, e il fatto che questi fossero due ragazzi giovani ci deve solo far dispiacere ancora di più.